Siamo di nuovo in diretta, sono le 8:33, Radio Luna da Carbonia, iniziamo lo spazio dedicato al Carbonia Calcio, condotto oggi in studio da Renato Scano. A te la parola. Buona giornata a tutti i nostri amici radioascoltatori, una buona giornata naturalmente anche al nostro bravissimo conduttore Ugo Bulgarelli. Insomma, siamo nuovamente al lunedì, inizia la settimana, abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, abbiamo dato lo spazio ampio al Carbonia Calcio che dopo 30 anni, lo abbiamo detto e lo ribadiamo, è tornato nel massimo campionato di Serie D, chiamiamo così, massimo campionato regionale ma anche interregionale, per cui veramente i complimenti da parte della nostra redazione sportiva vanno al sodalizio minerario. Per parlare di questo naturalmente abbiamo con grande piacere in collegamento diretto il vicepresidente del Carbonia Calcio Francesco Sezzu. Chiaramente buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti, buongiorno alla redazione. Grazie, allora è un piacere sentirti Francesco, so che sei veramente molto impegnato, ma hai voluto regalarci questi minuti preziosi, insomma, per stare un pochino con noi, è importante, Hai rubato lo spazio un po' al tuo lavoro, no? Sappiamo che sei un grande lavoratore, ti facciamo i nostri complimenti. Insomma, noi ci siamo incontrati anche in quella bellissima trasferta di Roma dove tu eri presente per la partita a carattere nazionale della Coppa Italia. Dirigente presente. Sì, esatto. Insomma, dicevo, ci siamo incontrati anche in quella bellissima partita di Roma dove il Carbonia aveva disputato, insomma, la gara nazionale di Coppa Italia dopo aver vinto quella regionale. Era stata una bella soddisfazione anche in quella partita, insomma, un po' un anticipo a carattere nazionale del prossimo campionato, giusto Francesco? Sì, un assaggio per il prossimo campionato, sì, era un assaggio, insomma, in questa stagione passata, no? Come c'è da dire che è stato importante chiaramente il tuo contributo, considerando che per tanti anni, mi avevi detto, hai guidato il Samassi, tra l'altro con grande impegno e anche ottenendo dei grandi risultati, e poi questa collaborazione col Carbonia Calcio che ha visto unire le forze, no? Tra te e il sodalizio minerario. Sì, io inizierei con un grazie al Samassi Gruppi per la fusione fatta con gli amici Fonti, Tesoros e Fele, ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo iniziato con un progetto abbastanza serio, il direttore sportivo Sebastian Purdu, che le devo delle grazie infinite, e niente, che ha portato dei ragazzi non solo seri ma anche dei professionisti per quanto riguarda il calcio. Devo ringraziare la dirigenza, l'amministratore delegato Chico Fella, il presidente Fotta, il vice Tesoros e un grazie anche al vice Sezzu, che sarò io. Esatto. Niente, grazie alla squadra tutta, perché si sono dimostrati dei ragazzi molto, ripeto, seri e professionisti. Un grazie allo staff che sono stati capaci di guidare questa squadra, non è da tutti. Certo. Niente, gli altri dirigenti devono ringraziare il cantiere Tesoros, al Guiso, al segretario Cano, al responsabile campo, il signor Graziano Pires, tutti gli sponsor, il pubblico che è stato favoloso. Sì. Niente, Damiano Bascio, dimenticavo che è molto importante la loro presenza dei briganti che ci hanno seguito dappertutto, anche ricordo benissimo la presenza Vata Roma che ci ha dato carica, in quasi tutti i campi erano presenti. Niente, io altro che posso ringraziare, cioè è stata una soddisfazione immensa perché visto che a Samassi non sono riuscito da solo a portare. Diciamo che è veramente una grandissima passione, l'ho capito nel momento in cui ti ho conosciuto personalmente. Ti faccio i miei complimenti, davvero Francesco. Grazie. È stato davvero per Carbonia città importantissima la tua presenza in questa società. E adesso parliamo un attimino, ti rubo ancora qualche minuto, insomma, per progetti futuri. C'è un problema un po' per quanto riguarda lo stadio e poi chiaramente allestire anche una formazione che possa essere competitiva, no? Sicuramente.
Adesso per la prossima stagione so degli amici che hanno fatto una proposta all'amministrazione comunale per il campo, però non ho seguito i dettagli punto per punto, non so alla grande più o meno quello. Poi da parte della FIGC dovranno fare dei controlli sul posto e vedere cosa serve, cosa non serve, non so. Poi per quanto riguarda la stagione per fare la squadra siamo lì per iniziare, però sono ancora dei dettagli da discutere. Sì, immagino. Sono arrivate anche delle voci, anche noi abbiamo detto la settimana scorsa, insomma, di alcune trattative aperte, ci sono arrivate alcune voci da Cagliari, ma forse è ancora un po' prematuro parlarne, immagino, insomma, anche per voi dirigenti, sì, no? Sì. Io per quanto riguarda la mia gestione a Palazzi sono sempre con i piedi per terra. Certo. Poi dopo che hai chiuso l'operazione si può parlare tranquillamente, Francesco. Bravo. Assolutamente poi sì. Queste notizie che girano così sono false. Sono anche false, insomma, vabbè, noi chiaramente abbiamo... Almeno io l'avrei dovuto sapere. Sì, assolutamente sì, noi chiaramente assieme agli amici. con l'informazione dobbiamo, chiaramente arrivano queste notizie, le dobbiamo dare, però voi potete anche smentirle e non accade assolutamente nulla. Allora Francesco, davvero Francesco Sezzu, ricordiamo, vicepresidente del Carbonia Calcio, ex presidente del San Massi per tanti anni, che da questa stagione è arrivato nel gruppo dei soci proprio di questa società e che ha contribuito con un grande apporto, lo dico io, a portare il Carbonia nel campionato di Serie D. Sì, non nascondo tutte le richieste del circondario che ho avuto, mi vogliono dappertutto. Saresti una risorsa importante per tutti. Rimani a Carbonia però, mi raccomando. Adesso vediamo. C'è un sacrificio enorme per me nelle persone. Non ho capito, scusa. È un sacrificio enorme a me spostare. Lo so, immagino, dai, un altro sforzo perché un campionato di Serie D è importante, Questo sì, perché mi interessa fare un campionato di Serie D, però non l'ho mai fatto. Appunto, e quindi sarà una grande soddisfazione, va bene? Speriamo bene. Speriamo di incontrarci anche per i servizi sportivi domenicali, mi fa molto molto piacere. Va benissimo. Grazie di cuore Francesco, un abbraccione da Carbonia. Grazie a voi e un saluto a tutti i tifosi del Carbonia. Grazie mille per il tuo contributo. Grazie. Allora, Ugo, abbiamo sentito naturalmente il vicepresidente Francesco Sezzu, una persona molto garbata, gentile, che ha voluto intervenire, lo ringrazio pubblicamente per questo suo intervento sulla nostra emittente, sulla redazione sportiva di Radio Luna. Ha detto insomma che i programmi futuri saranno importanti, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali, ma quelle ufficiose le ribadisco, così come ho già detto venerdì nell'altra nostra trasmissione dedicata al Carbonia Calcio. Mi è arrivata questa voce e secondo me è abbastanza fondata, che il Carbonia Calcio sta cercando di ingaggiare un bomber che nel suo passato ha militato anche nel Cagliari Calcio. Sto parlando di Robert Acquafresca, che nel Cagliari ha militato per ben 3 stagioni, esattamente nel 2007-2008, giocando 32 partite e realizzando 10 reti, nel 2008-2009 36 partite e 14 reti e nel 2010-2011 37 partite, 8 reti per quanto riguarda Robert Acquafresca, che sembrerebbe, tra virgolette, usiamo il condizionale, il Carbonia Calcio sta cercando di ingaggiare per la prossima stagione. Si parla anche di eventualmente cambio di allenatore, anche se io naturalmente sono uno tifosissimo di Andrea Marongiu, ma probabilmente potrebbe anche esserci, sempre secondo queste voci che mi sono giunte da Cagliari, da voci chiaramente serie, non così chiacchiere da bar, sembrerebbe che il Carbonia Calcio stia trattando anche con il mister della Ferrini Cagliari, Sebastiano Pinna, che ha giocato, ricordiamolo, nel suo passato anche con il Cagliari e con la Torres, per cui staremo a vedere. Chiudiamo qui insomma il discorso Carbonia Calcio.